Nel giavellotto va in pedana Alessandro De Martini e questo è il suo lancio. No, è il lancio numero 6, non era De Martini, ma era Davide Mogno del Treviso Atletica. Mentre c'è ancora un buon salto di Fabio Camattari che sta guidando la gara con una 14:17 se non ho perso qualche passaggio. E 46 questo salto di Camattari, mentre è partita la gara di marcia. Qui c'è da registrare l'assenza di Caterina Bertazzo che è impegnata a Baku in Azerbaijan per le giornate, anzi si è molto ben comportata proprio marciando al di sotto dei 25 minuti, vicino al primato personale. E in questo momento Maria Grigoli dell'Insieme Newport di Verona sta conducendo davanti ad Erika Pontarollo dell'Atletica Vicentina e poi c'è Chetti Perizzolo della Vissavano. Queste sono le prime tre concorrenti nell'ordine. Nel gruppo c'è anche Davide Colusso dell'Atletica di Marca. Nel triplo in pedana Diego De Mattia, Biotecna Marcon per il suo quinto salto. 44,40 invece nel giavellotto per Alessandro Trevisani dell'Insieme Newport Verona. E questo è il lancio di Lorenzo Tosello dell'Atletica Vedelago, che potrebbe aver ottenuto il primato personale con questo lancio perché ha un personale di 45,34. Direi che non è molto lontano dai 50, sarà intorno ai 47 metri e mezzo. 46,18. E questo è il lancio di Thomas Fabrici, ancora un lancio al di sopra dei 50 metri se la fettuccia è posta regolarmente, mentre sempre a guidare la gara Maria Grigoli, Newport Verona, davanti a Erika Pontarollo e Chetti Perizzolo, ma si è formato un quintetto lì davanti. Poco al di sopra dei 50 metri, 50,06 il lancio di Fabrici e si va al quinto turno di lancio. Abbiamo il quinto lancio di Matteo Michelon, Chiamiolo Padova, nome che ricorda qualcosa. Vicino ai 40 metri, 39,09 il lancio di Michelon. Ed ora è il turno di Mario Nalato della Biotecna Marcon. È sempre Maria Grigoli a guidare la gara di marcia quando ci avviciniamo al passaggio del primo chilometro. Veramente questo è il passaggio agli 800.
Sotto la spinta di Maria Grigoli si sta sgranando il gruppetto di testa, c'è una coppia al comando, sempre con Grigoli e Pontarollo, a qualche metro c'è Chetti Perizzolo da Vissabano. Grigoli, Pontarollo, Perizzolo, poi Lorena Nardo e Beatrice Andreose. Queste le prime 5 di questa gara di marcia. Passaggio al primo chilometro in 5:13 e 02. Per la premiazione dei 2000 siepi femminili invito nei pressi del podio Francesca Cumiotto e per i 2000 siepi maschili Matteo Sacuman e Mirko Cocco. Il quinto lancio di Davide Michielan dell'Atletica Quinto Mastella. Si è sgranato il gruppetto di testa, intanto c'è una coppia al comando con Maria Grigoli sempre davanti e a tallonarla c'è Erika Pontarollo dell'Atletica. Maria Grigoli gareggia per i colori dell'Insieme New Food Verona, mentre Erika Pontarollo per l'Atletica Vicentina. E a guidare l'inseguimento c'è Chetti Perizzolo della Vissabano. Sesto salto di Marco Collovini, Treviso Atletica. Maria Grigoli 9 giri al termine, tallonata da Erika Pontarollo, mentre c'è il terzetto. E apriamo un'altra parentesi qui dalla lunga diretta di Caorle con Nicole Arduini, che è la campionessa regionale di salto in alto da 3 anni nell'atletica e già stai dimostrando di poter puntare veramente in alto e non è un gioco di parole. Sì, spero davvero, nonostante ho iniziato l'anno scorso, salto in alto vero e proprio con il mio allenatore e ho migliorato di molto e spero che continui così. Tutti i risultati. La settimana scorsa ho fatto 77 e ho sfiorato un 80 col tallone, mi è dispiaciuto moltissimo. Ci tenevi tantissimo a questa gara, ti sei allenata in settimana, non hai nemmeno partecipato ai campionati studenteschi. No, non ho partecipato perché io e il mio allenatore abbiamo preferito fermarci visto che questa settimana c'erano i regionali e la settimana prossima c'è il Brixia Meeting che è molto più importante, allora avrei stato tutta questa settimana di allenamento e abbiamo preferito fermarci appunto, se no sarebbe stato una gara dietro l'altra. Abbiamo seguita prima in diretta nei tuoi salti fino alla fine, insomma, raccontaci la gara di oggi, com'è andata? Insomma, non è andata proprio bene, speravo di fare di più perché visto che la settimana scorsa avevo fatto personale, volevo puntare a 77, volevo puntare all'80, però la pedana qui non è proprio il massimo, poi quando ho fatto 69 ha iniziato a diluviare, allora vabbè, è andata così, insomma 71 va bene, l'importante comunque era vincere il titolo oggi. A breve termine il Brixia Meeting e poi per quest'anno quali sono i tuoi obiettivi? Quest'anno gli obiettivi sono vincere i campionati italiani, almeno la terza volta speriamo sia quella buona, visto che le altre 2 non erano andate affatto bene, ma speriamo che questa vada bene, perché 2 volte di sconfitta sono anche troppe. Ma tu sei il primo anno allieve? Sì, primo anno e
è molto una categoria che mi piace di più perché ci sono più gare, poi anche partecipare alle categorie assolute è molto più stimolante, fare gare con persone più grandi. Quindi se è il primo anno allieve punti già agli italiani, vuol dire che veramente puoi ambire a raggiungere anche poi più avanti, da junior ad assoluta a misure di livello. Sì, spero davvero, sarebbe il mio sogno più grande, raggiungere le misure più alte, soprattutto magari riuscire a entrare in un gruppo militare, penso sia il sogno di ogni atleta, anche al nostro livello, insomma facciamo allenamento tutti i giorni per puntare a un risultato del genere, speriamo di riuscirci tutti quanti. Grazie e in bocca al lupo anche a te. E con il sorriso di Nicole Arduini chiudiamo anche questa parentesi e torniamo a seguire la marcia e le altre gare in diretta. Per la gara maschile, al secondo posto con 7:24,74 per l'Atletica Vissabano, Matteo Saccuman. E sale sul primo gradino del podio con il tempo di 6:40,06 per l'Atletica Vicentina Mirko Cocco insieme a Francesca Cuniotto, campione regionale 2014. Intanto c'è un'azione di forza da parte di Maria Grigoli che ha staccato Erika Pontarollo e se ne va solitaria. Sette giri al termine quando transiterà nei pressi delle linee d'arrivo per Maria Grigoli insieme in Food Verona. Erika Pontarollo a una ventina di metri di distanza e poi il terzetto delle inseguitrici che ora è guidato da Lorena Nardo della Piave 2000, ma sono insieme Ketty Perizzolo e Beatrice Andreosi. Aumenta il vantaggio di Maria Grigoli che è passata in questo momento, no, non è ancora passata, al secondo chilometro. Per la premiazione del martello femminile nella zona del cerimoniale Angela Doro, Margherita Rizzetto e Sofia Basso. Ripeto, Angela Doro, Margherita Rizzetto e Sofia Basso al cancello d'ingresso per l'accesso alla zona del cerimoniale. Va aumentando il vantaggio intanto di Maria Grigolo. Se devo fare anche una foto. E questo è il sesto lancio di Thomas Fabrici che ormai sembra un po' scarico. No, non era Fabrici. Alessandro Trevisani insieme nel Food Verona. Sei giri al termine per la coppia di testa, mentre si stanno alternando all'inseguimento Ketty Perizzolo, Lorena Nard e Beatrice Andreose.
Allora siamo alla premiazione della gara del lancio del martello, la presenza di Massimo Davide, presidente dell'associazione Caule, città di Caule. Al terzo posto, con la misura di 48,11 per il Cus Padova, Angela Doro. Mentre c'è ancora un buon lancio di Thomas Fabrici, l'ultimo, il sesto. Al secondo posto con 49,28 per il Coin, Margherita Rizzetto. E vince la gara con la misura di 52,75 per Atletica Vicentina, Sofia Basso, campionessa regionale 2014. Chilometri alla conclusione, 15,54 e 24 il passaggio al terzo chilometro per Maria Grigoli. Si avvicina al passaggio del terzo chilometro anche la portacolore dell'Atletica Vicentina Erika Pontarollo, mentre Beatrice Andreose sta operando un forcing, si sta cercando di avvicinare anche la seconda posizione. Beatrice Andreose delle Fiamme Oro Padova davanti a Lorena Nard. Si è staccata un po' a Chetti Perizzolo. Per la premiazione del triplo maschile nei pressi del cancello d'ingresso, Lucas Enriquez Perticaro, Stefano Abanico e Fabio Camattari. Saremo velocissimi se si presentano immediatamente. Camattari è già pronto. Quattro giri al termine quando passerà sul traguardo per Maria Grigoli. Ha un personale di 27.0072 sulla distanza, che potrebbe anche migliorare perché il passaggio ai primi 3 chilometri non era male. Chetti Perizzolo, Erika Pontarollo in seconda posizione, però la sua seconda posizione sta un po' traballando perché si sta avvicinando a Beatrice Andreose delle Fiamme Oro, che sta crescendo passo dopo passo. Ha staccato la compagna di inseguimento Lorena Nard e ha ridotto sensibilmente il suo distacco dall'atleta che la precede. Se ci sono i primi 3 del salto triplo possiamo procedere alla premiazione. E sarà il presidente della Biotecno Marconi, Guerrino Boschiero, ad ufficializzare
questa premiazione, una delle società più in crescita negli ultimi anni del Veneto. Al terzo posto della gara di salto triplo maschile con la misura di 13,19 per l'Atletica Vicentina, Enriquez Lucas Perticaro. Secondo con 13,51 per le Fiamme Oro Padova, Stefano Abanico. E verrà premiato dal suo presidente con la misura nuovo personale di 14,17, campione regionale Fabio Camattari, Biotecno Marcon. Uno sguardo al futuro da parte di Guerrino Boschiero. Mentre è passata Maria Grilli a 3 giri da termine e Beatrice Andreose ha raggiunto Erika Pontarollo. Beatrice Andreose delle Fiamme Oro. Tra poco passerà il quarto chilometro la concorrente di testa. Passato il quarto chilometro, quando passerà da traguardo a 2 giri al termine per Maria Grigoli. Mentre sarà interessante seguire il duello per la seconda posizione, per la prima ormai sembra quasi fatta, anche se ci sono ancora 2 giri al termine, ma il duello per la seconda posizione tra Erika Pontarollo e Beatrice Andreose, che ha recuperato ed ora si è accodata alla concorrente dell'Atletica Vicentina. Ora sta allargando nel tentativo di passare Beatrice Andreose. Molto bene si sta comportando anche la portacolori della Chiave 2000, Lorena Nard. Beatrice Andreose ed Erika Pontarollo sono praticamente appaiate ora, mentre mancano poco più di 600 metri alla conclusione per la concorrente di testa. Per quanto riguarda le premiazioni, ci manca solo la premiazione del giavellotto. Invito i primi 3 a mantenersi a disposizione del cerimoniale per poter essere più celeri. 500 metri alla conclusione per Maria Grigolo. Maria Grigoli dell'Insieme New Food Verona.
Suona la campana per lei in questo momento. Doveva suonare la campana. Attenzione perché la prima non è quella, è Maria Grigoli la prima. Ultimi 200 metri per Maria Grigoli della Insieme New Food Verona. Dai Katie, dai! Dai Katie, l'ultimo giro, dai! Vai Katie, è lunga! Però se li fanno passare quella roba là, guardala. Perché nessuno le guarda. Oppure se sente che non capisce le manotte. Guarda cosa fanno i giudici, stanno là a chiacchierare, guarda quello che... Siamo agli ultimi 100 metri per Maria Grigoli che si avvicina alla vittoria del titolo regionale. Dai Maria! Eccola che mancano per lei 60 metri dalla conclusione. 27 minuti di personale, potrebbe scendere al di sotto dei 27 minuti. L'atleta veronese sta spingendo a fondo per poter, ed eccola che va a tagliare in questo momento il traguardo. 26, 56 e 53 per lei che viene a conquistare il titolo di campionessa regionale. La reazione da vera campionessa di Erika Pontarollo, che va a conquistarsi la seconda piazza. Attenzione che per lei potrebbe esserci privato personale perché ha un 27,47 di personale, quindi si migliorerà sicuramente Erika Pontarollo che arriva seconda con 27,22, poco più. Molto bene anche la portacolori delle Fiamme Oro Beatrice Andreosi in terza posizione. Arriva anche Lorena Nard del gruppo sportivo La Piave 2000, mentre anche Ketty Perizzolo del Vissavano ha imboccato il rettilineo finale. Vai Katie, dai Katie! Per la premiazione del giovanotto Thomas Fabrici, Lorenzo Tosello e Alessandro Trevisani all'ingresso del cancello per la loro premiazione. Poi ci rimarrà solo una gara di marcia da premiare, quindi direi che abbiamo perfettamente rispettato i tempi. Signora che aveva dato l'anno scorso a Bassano. E vediamo che autonomamente hanno deciso di partire per la premiazione. C'è un po' di anarchia. Per la premiazione della gara del lancio del giavellotto e sarà Pierangelo Miotti, il direttore di riunione, nonché storico giudice veneto, ex fiduciario dei giudici, ad ufficializzare questa premiazione. Al terzo posto con 45,55 per l'Atletica New Food Verona Alessandro Trevisani. Al secondo posto con 47,79 per il gruppo atletico Fedelago Lorenzo Tosello. E vince la gara con 52,45 per il Bentegò di Verona Thomas Fabrici.
Questo è il podio del giavellotto, mentre prego di tenersi a disposizione del cerimoniale le prime tre della gara di marcia. Maria Grigoli, Erika Pontarollo e Beatrice Andreose. Sta volgendo al termine, anzi siamo quasi all'epilogo di questa prima giornata dei campionati regionali allievi con ottimi risultati nonostante le avverse condizioni atmosferiche della parte centrale della riunione. Ricordo che domani ci sarà la seconda giornata e ricordo anche che la diretta di queste gare potrà essere seguita differita su YouTube, il sito di Zona Atletica, da metà settimana. Domani ci sarà la diretta streaming da Abano Terme del trofeo delle province trivenete, gara riservata alle categorie ragazzi per le rappresentative provinciali. Il medico all'arrivo, per cortesia. Il medico per cortesia all'arrivo, ma mi pare che non ci siano gravi problemi. Per la premiazione della gara di marcia Maria Grigoli, Erika Pontarollo e Beatrice Andreose sono invitate a questo punto vicino al podio e saremo velocissimi ad effettuare la loro premiazione, così potranno tornare a casa per uscire al sabato sera.
Facciamo premiare il giudice della marcia. Perché a volte hai cose che andava a fare il giro di lì perché non ho sbagliato. A Padova che ho fatto il giro e comunque cambiata molto belli. Parevamo sempre Ecco, stanno arrivando le prime 3 della gara di marcia. A questo punto potrebbero anche correre senza incorrere in particolari squalifiche. Non c'è questo rischio. Prende il giudice della marcia. Prende il giudice della marcia. Il giudice della marcia. Vive! Armoy, vive! Armoy! E sarà la presidente della giuria di marcia Nives Arboit ad ufficializzare questa premiazione. Ha vinto anzi andiamo al terzo posto. Al terzo posto con il nuovo personale di 27, 22 e 78 Beatrice Andreose Fiamme Oro Padova. 27, 32 e 83 per Andreose, chiedo scusa. Al secondo posto con il tempo di 27, 22 e 78 per i colori dell'Atletica Vicentina Erika Pontarollo, campionessa regionale 2014 con il nuovo personale di 26, 56 e 58 per i colori dell'Insieme Food Verona Maria Grigoli, campionessa regionale. E con questo splendido podio l'appuntamento è per domani, seconda giornata dei campionati regionali allievi, mentre ricordo che questa sera c'è un meeting straordinario a Cappino Veronese, domani diretta streaming da Abolo Terme del trofeo delle province Triverde. Grazie e arrivederci a tutti.